Terza corsa, confronto riservato a puledri di 2 anni, sono in 9 al via. Lo schieramento: Cointreau, Cardenas Baba, Chris Del Ronco, Costante Jet, Compilation, Camelot B in prima fila, Cimbro Gas, Chester Black, Calliope Font in seconda. Macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Costante Jet e Compilation. Compilation insiste su Costante Jet, attacca e ottiene strada in meno di 150 metri. Più indietro c'è Cointreau. E intanto i 200 iniziali in 14,5 da parte di Compilation, rientrante con Lorenzo Baldi, che precede Costante Jet, Cointreau e Cardenas Baba. Queste le prime 4 posizioni dopo l'assestamento iniziale, 400 che se ne vanno intanto in 29,6. Compilation conduce all'attacco della piegata, intanto all'esterno cerca di farsi luce Camelot B, che risale gradualmente, si trascina Calliope Font, 600 che se ne vanno intanto in 46,2. E cavalli davanti alle tribune, condotti sempre da Compilation, la cui scia agisce Costante Jet. All'esterno si impegna Camelot B con in schiena Calliope Font, al largo c'è anche Chester Black che si trascina a sua volta Cimbro Gas, mentre il treno interno vede alle spalle di Costante Jet Cointreau, Cardenas Baba e quindi Chris Del Ronco. 1,17,7 il passaggio al chilometro. Ora Camelot B prova ad avvicinare Compilation, mentre dalla terza pariglia cerca di avanzare anche Chester Black. Intanto arriva il paletto di 400 metri conclusivi, il parziale in 15,5, con Compilation che per il momento deve ancora accelerare. Lo scatto di Calliope Font a 300 dalla conclusione, viene via deciso Calliope Font e va ad apparigliare Compilation al completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Calliope Font che va su Compilation e l'impegna, la sopravanza a metà retta. Nel finale Calliope Font in grado di passare agevolmente e vincere sulla stessa Compilation, mentre al terzo c'è l'errore di Costante Jet e forse Cointreau riesce a conquistare la terza piazza nei confronti di Cimbro Gas. 1,16,7 il ragguaglio conclusivo, 33 a chiudere, e ottima impressione per Calliope Font che dalla seconda pariglia esterna scatta ai 300 finali. Eric Bondola porta una netta affermazione su Compilation che paga un po' il rientro nel finale, corre comunque bene al comando. Andiamo a rivedere le battute conclusive con l'errore in zona proibita di Costante Jet, che era terzo praticamente ormai, al terzo acquisito, e così il terzo posto è per Cointreau davanti a Cimbro Gas. Il successo quindi per Calliope Font, Eric Bondo in salchi al training, la quota di 8,10 al totalizzatore.